Squadra di casa sconfitta per 4-1 nel campo esterno dell'Arzignano. Ospiti che arrivano da un 7-1 interno. Vittoria contro il Pupi. Benvenuti da Udino Baggio per Roplos. Dal Pala Cosmos e Cosmos 9 Union Diavoli. Bresolin, Ogda prova ad andare in profondità ma sbaglia il passaggio Ogda, quindi favorisce Pavanetto. La conclusione termina a lato di poco. Ogda sbaglia e quindi ancora l'Union Diavoli, il numero 8 che l'allarga dentro e sotto porta Scotton. Bresolin prova a puntare il centro, gliela porta via il numero 5 Sacca. Sacca può andare, allarga per Scotton che di fronte a Panico insacca nell'angolino lontano. 1-0 Union Diavoli, ha segnato il numero 8 Luca Scotton. Boateng, Bresolin di tacco, serve ancora Boateng che può andare alla conclusione, larga. E ne approfitto per informarvi che sono a disposizione nel link in descrizione le mix card di Roploz, sintesi delle vostre migliori azioni in formato verticale, già pronte per i social. Bresolin va da Boateng, ruba palla a Pavanetto, se ne può andare Pavanetto, libero anche Scotton. Pavanetto va alla conclusione, 2-0 Union Diavoli, se l'è costruita da solo questa azione. Il numero 10 Marco Pavanetto riconquista il pallone, si fa un paio di metri, palla al piede e poi va sotto le gambe del portiere. La mette giù Sacca, e anche Beltrame in contromovimento a liberare. La conclusione Munesif para, qui l'arbitro, parte il numero 7 in maglia bianca. Bresolin, un missile, termina fuori di mette giù, va al centro Mignola, poi libera lo spazio per la conclusione di sinistro di Munesif. Leggera responsabilità anche di Andrea Panico, ma comunque lui non Diavoli fa 3-0. Beltrame con il taglio sulla laterale di Scotton. Scotton una serie di finte, ruleta, poi circumnaviga l'avversario, il tocco dentro, arriva Giulio Righi su questo tap-in semplice, solo da buttare in porta. 4-0. Bresolin larga per Berto, cerca Boateng che la protegge col fisico. Boateng libera lo spazio per Berto. Medina si smarca, contromovimento doppio, la riscarica Bresolin, il tiro. Bresolin la mette giù, sempre il numero 7, va fuori da Berto. È il gol dell'1-4, Cosmos 9. Ci pensa Berto, non la vede partire probabilmente Luigi Spagnuolo. Prova il capitano, contropiede della squadra di casa, è libero anche il numero 9 che buca sul primo palo. Nicolò Alessio, è 2-4. Ci può credere adesso la squadra di casa in questa rimonta. Pavanetto prova il dribbling, intervento di Bresolin e gliela ruba, può andare in mezzo, Bresolin va al tiro, Spagnuolo si fuori anche Bresolin, va direttamente in porta, Medina e poi Boateng in due tempi. Sacca, passato da Medina, Spagnuolo va lungo a cercare direttamente la porta, Spagnuolo. Rivellin larga per Ogda va dentro, la protegge di fisico il numero 9 Alessio. Viene incontro Alessio che riceve, spalla alla porta, controllo, Alessio sbaglia e quindi innesca la conclusione di Capitan Beltrame. 5-2 Union Diavoli, ancora triplice. Ogda, mezzo cucchiaio per Boateng, tenta di girarsi, poi Ogda da fuori, interviene il portiere Berto, Capitan Beltrame ad attenderlo, Berto si accentra, conclusione troppo debole, respinta, torna su Ogda, due volte Spagnuolo. Ogda può allargare, invece va dentro da Bresolin, porta sguarnita, Pavanetto di punta, gol del 6-2, doppietta personale del numero 10 Marco Pavanetto, vice capitano, e Union Diavoli che allunga. Bresolin dentro, sbaglia anche Bresolin, Sacca ci prova e anche lui come Pavanetto. 7-2 per l'Union Diavoli, il numero 5 Sacca Michael, primo gol stagionale per lui. Dentro da Bresolin, una finta, vede Piazza tra le linee, tutto solo, l'appoggio per il numero 9, la palla resta lì, ma alla fine è Medina a buttarla dentro. 3-7. Bresolin va largo, palla dentro, il numero 9 di prima, poi Piazza! Ripartenza con Righi, una finta, si incespica, poi perde il pallone, Medina la tocca per Alessio di prima col mancino, scende bene con la Ogda, parte il numero 5, Ogda letteralmente buca Luigi Spagnuolo. 4-7, prova ad andarsene ed è così, la palla dentro per Righi. Righi si gira quasi con una Veronica, Righi di fronte al portiere, poi non riesce a mettere dentro Beltrame e quindi riparte il numero 12, allarga tutto, conclusione strozzata del numero 3 Mascaui.
E partita che finisce qui. Vince l'Union Diavoli per 7-4 nel campo del Pala Cosmos, del Cosmos 9.